La scuola del futuro è la realtà di oggi, ce lo dicono i cosiddetti centennials, i nati nella seconda metà degli anni 90 e la fine degli anni 2000. E il convegno Isola del futuro lo racconta attraverso esempi di eccellenza della comunità educante, motivata e cooperante, che sia all'altezza delle richieste dei giovanissimi. La scuola di oggi è sempre più un luogo senza aule e lezioni frontali, con la realtà aumentata fatta di dispositivi inclusivi rispetto alle intelligenze differenti degli allievi. Siamo nel terzo millennio, non possiamo pensare di offrire ai centennials che non hanno conosciuto il mondo senza internet, che pensano e comunicano in modo diverso da tutte le altre generazioni, di offrire un modello che era monomediale. Noi abbiamo già iniziato, nella scuola dei centennials, il mio libro edito da Egea, io presento questa nuova scuola. È un modello ancora molto vecchio, molto inerziale, solite lezioni, l'orario, e le tecnologie sono una grandissima opportunità per cambiare questo modello. Il problema è che la scuola spesso non è pronta per accoglierlo, abbiamo una media di età degli insegnanti molto alta e quindi questo è un po' il problema. Le tecnologie oggi per i ragazzi sono un amico, sono il loro mondo. Il digitale offre tantissime opportunità per l'apprendimento. Ormai sanno tutti che siamo nella quarta rivoluzione industriale, quindi intelligenza artificiale, robot, meccanizzazione industriale faranno crollare certi posti di lavoro, c'è chi parla di 75 milioni che spariranno, ma 133 milioni di posti di lavoro si faranno. Stiamo guardando proprio a questo, innovazione, quindi corsi di ingegneria che riguardano l'innovazione dei prodotti e corsi di economia che guardano la business innovation. Saranno gli elementi che potranno rendere le imprese competitive e garantiranno il loro sviluppo.